Questa sera vi presento la sfoglia ai frutti di bosco. Gli ingredienti per realizzare questo dolce sono zucchero a velo, frutti di bosco, mascarpone, yogurt di frutti di bosco, ricotta e naturalmente la pasta sfoglia. Srotolare la pasta sfoglia e con l'ausilio di un coppapasta formare dei piccoli dischetti. Con la forchetta andiamo a bucherellare la pasta sfoglia, così in cottura non si gonfierà e avremo un dischetto dritto e rigido. Mettiamo un po' di zucchero di canna sopra ai dischetti. Questo ci aiuterà ad avere un dischetto più croccante. Trasferiamo il tutto sulla leccarda e cuciniamo in forno preriscaldato a 210 gradi. Dopo 10 minuti otterremo questo risultato. Mentre cuciniamo la sfoglia in forno, facciamo la crema a freddo. Mescoliamo uno yogurt ai frutti di bosco, la nostra ricotta, il nostro mascarpone e un po' di zucchero a velo. Mescoliamo velocemente e trasferiamo il tutto dentro una tasca da pasticcere. Adesso lo mettiamo a riposare 20 minuti in frigo. Componiamo il piatto. Al centro metteremo un po' di mousse, sovrapponiamo una pasta sfoglia, aggiungiamo ancora mousse, frutti di bosco, mousse e decoriamo anche il piatto. E per finire zucchero a velo a pioggia. Sono sicuro che vi piacerà. È facile, semplice, ci vuole un po' di creatività e voglia di sperimentare. Eventualmente potete sostituire, se non vi piacciono i frutti di bosco, un po' di fragole, un po' di pesca o frutta di stagione. Un nuovo modo per il compostaggio dell'umido è il loofing. Che cos'è? È un'attrezzatura molto simpatica, dal design accattivante, dove riesco a compostare l'umido che ogni giorno io produco. Non ho più la solita pattumiera sotto il lavandino e ho anche l'abbattimento sicuramente degli odori dell'umido, nonché l'abbattimento dello spazio, perché mi riduce il mio umido al 75%. Tutte le foto di questa ricetta la potete trovare su Facebook, sul mio profilo, basta cercarli. Mario Consagro Chef. Alla prossima!